Euroregione News. La fiducia, elemento essenziale nelle relazioni. Loris Commisso e il Business Talk a Corno di Rosazzo, con peculiari ospiti sul palco, tra i quali il giornalista Andrea Pamparana, il comandante Alfa e Massimiliano Fannicanelles. L'Italia è un paese straordinario, non dobbiamo dimenticare che siamo il secondo paese a livelli di produzione industriale per quanto riguarda settori anche di grande eccellenza, che non sono soltanto quelli sempre celebrati della moda, ma sono anche e soprattutto della componentistica. Inutile che ci nascondiamo dietro i dati. Le macchine tedesche sono ottime macchine, la componentistica è prevalentemente italiana e viene tra l'altro da regioni come il Triveneto. Certo, è un paese che non ha più fiducia in se stesso e soprattutto non ha più o ne ha poca fiducia nelle istituzioni, perché purtroppo le istituzioni sono sempre più slabbrate, sempre più invischiate in polemiche interne a volte sterili e non c'è mai nessuno che dica vabbè, ma questa cosa è buona, facciamola tutti insieme. E questo credo sia un problema veramente drammatico. L'impegno di Loris Commisso, di cui questa serata è stata certamente solo uno dei tanti esempi, va proprio, credo, in questa linea, quella di portare la formazione ad un livello di eventi, a un livello anche di piacevolezza dello stare insieme, perché no? Di relazioni, ci si conosce. Io stasera ho conosciuto persone che non conoscevo, che adesso invece si sono scambiate con me indirizzi mail, telefoni, e quindi nascono dei contatti e delle possibilità magari un domani anche di collaborazione, di lavoro, di riflessione, perché no, anche di amicizia. Questo è molto molto importante. La formazione non deve essere paludata, grigia, noiosa, come ad esempio spesso è nelle scuole, ma deve essere una formazione attiva, partecipativa e soprattutto rivolta ad una fiducia, all'ottimismo. Troppo spesso noi parliamo del nostro paese, l'ho fatto anch'io prima, di un paese in grave difficoltà, e ci dimentichiamo invece che a volte è un paese che ha delle risorse che sono davvero straordinarie. Fiducia intanto alle istituzioni, in primis fiducia alle istituzioni, bisogna essere ottimisti. Per i giovani farei di tutto. Io credo di essere un esempio positivo, partito dal nulla, sono diventato il comandante Alfa. Attraverso questi libri voglio far capire loro che la vita non ci regala niente, però chi osa vince e che non esistono obiettivi raggiungibili, basta credere fortemente in se stesso. La serata è stata ottima, poi ho conosciuto una persona veramente incredibile, che è il signor Pamparana, che è bravissimo veramente, tra l'altro mi ha veramente sorpreso, non pensavo che fosse così poi alla mano, umile, veramente è stato un piacere conoscerla ed è stato un piacere essermi trovato questa sera qui, grazie a Loris Commisso che mi ha invitato, veramente passato una serata veramente splendida in mezzo a tanti amici. La Fondazione Auxilia si occupa di fare attività umanitarie nei paesi in via di sviluppo, di fare corsi di formazione, di fare tutta una serie di attività anche comunicative come il giornale Social News, e io come medico naturalmente faccio la mia attività lavorativa, perché tutto il resto per me è volontariato, e su questo noi ci siamo occupati di fare tutta una serie di azioni nelle ultime guerre, in Siria, in Sri Lanka, in Iraq, e le attività che poi facciamo con la fondazione sono attività che portano aiuto alla popolazione locale, che hanno bisogno quindi anche di essere trasmesse, e per questo nasce forse Social News, perché è difficile riuscire a comunicare tutto quello che viene fatto e tutte le esigenze che ci sono nei territori. Fiducia vuol dire fiducia nelle istituzioni, vuol dire fiducia personale e fiducia in se stessi. Secondo me l'intervento, l'azione della fiducia in se stessi è la prima parte, il primo momento in cui noi dobbiamo cominciare a costruire la fiducia, perché avere fiducia in se stessi vuol dire avere anche fiducia negli altri e creare un volano positivo per le istituzioni, per la popolazione e la società dove viviamo. Loris è fenomenale, è un vulcano, è un personaggio incredibile che riesce a coinvolgere tutte le persone più forse importanti o di rilievo per poter poi creare
attività per il bene della società e per il bene del Friuli. Stavolta a Villa Nachini Bassi a Corno di Rosazzo abbiamo portato nella prima parte Enrico Galliano, professore alle scuole medie, come l'ho definito durante la presentazione uno dei più amati professori in Italia. Poi abbiamo avuto Massimiliano Fanni Canelles, che è stato ed è tuttora un medico nefrologo, e poi nella seconda parte abbiamo avuto Andrea Pamparana, famoso per l'indignato speciale, e poi anche il comandante Alfa in rappresentanza delle istituzioni del gruppo speciale dei GIS. La fiducia è fatta da due situazioni principali, che sono una l'interpretazione soggettiva attraverso le esperienze che ho avuto sia familiari che sociali fin da piccolo per andare nell'età adulta, e poi dall'altra parte che è quella la fiducia sociale che ognuno di noi ha. D'altronde, come ho detto all'inizio, spesso quando usciamo di casa, se ci tocchiamo per verificare se abbiamo il cellulare, ancora fiducia nella società ce l'abbiamo ancora, perché se verificassimo se avevamo la pistola era un discorso differente. Abbiamo toccato argomenti importanti, argomenti profondi per certi versi. Gli ospiti sono stati eccezionali, hanno dato uno spaccato sia di storia che di attualità, creando un filo rosso di congiunzione che poi riesce a trasferire nel futuro una maggiore fiducia di sicuro. L'appuntamento è il 3 aprile, dirigere con personalità. Con me ci sarà ospite d'eccezione la direttrice d'orchestra Gianna Fratta, che è già stata con noi nell'ottobre dello scorso anno, quest'anno in una vera e propria masterclass. Senza dimenticare poi il 22 maggio alle cantine Bidoli un altro business talk con il titolo Padre, Figlio e Spirito Imprenditoriale. Da Corno di Rosazzo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.